Si parla di miracoli anni fa, 400 e più. Stanotte questi c'era una tempesta tremenda nel Golfo di Caliria. Cielo e mare bolliano insieme. E nel suo spavento un battello genovese, sciambugliato, all'orlo di a fondo. Vedendo il pericolo, il comandante Augiere si ricomandò, promettendo, se la tempesta cessava, di fare regalo la più bella statua a Madonna che fosse a Genova. E in un lampo un mare si spannò. Il comandante dense parole, qualche tempo dopo, sbarcò con la statua promessa, bella, più non si può. Ma non sapevano dove buona era. Allora, dando una stella in cielo, si accendì e l'abbiò, portò il convento di San Francesco a Selva, a fianco al Monte d'Avonato, portò Vero Sormo. Sul convento pigliò presto un nome di Santa Maria e a Selva. Parecchi anni dopo, i barbareschi, che spesso scalavano un'antenna nostre coste per metterci a bisonda, sbarcano e stirpano un ruglione. Do convento solo la statua a Madonna fu spermiata. Per meglio proteggere i paesani, ansummano un giorno Antonio a mula e diano voce a quella vera. Chi sapeva portò un chiasso dove non era mai passata, francò a occhio capronale, giunse in Niolo, bercò a golo e andò a piantare, non si sa perché, piazza a Casamaccioli. Così belle leggende che si infilano nella storia. Dell'anno 79, porti a tutti i nipoti, raccolte confronti qui odia, da certitudine, vi piego, per lei e i vostri, così mu sicuri insieme voi vi devite in me, ma per essere più sicuri, non ci vedono mano dopo mano, in principiando la nostra giornata, per suo segno, che fu segno la salvezza, a lampada io letto, che la sia ancora la lampada di sta mano, che ci segna di più che giorno dopo giorno, per ridarsi sotto lo sguardo di quello che un cicchino da secondo. A vita dell'uomo c'è fiato continuo e sto fiato si trova in una isola dove a comunità cerca e trova strignandosi con spirito di un Signore per spargerlo dopo
quelli che battezzati e confermati hanno bisogno di nutrirsi della santa parola venuta in umanità in do seno della Vergine Maria. E per questo che sto momento allo tutti essendo perdonati oggi sotto lo sguardo di stessa mamma per insieme ripigliare un canto di lontanari e domandate noi tutti insieme a Maria di portare soccorso e riconforto a tutti quelli che ne hanno più bisogno. Dio vi salvi. Andiamoci nel pompa giù, in cui bastone, due guide. Tutto ognuno compra e vende ciò che scala, sto la storia. Basta che il portavoglio non sia malato, ondono. Da casin che un mugliacciaro ugnano li vuoi anche, un neomanano caro, un paio 3.000 franchi. Alla corsa un macellaio a pacca, con 20 franchi. Da Sant'Andrea e Osio collano le valle mure, roppe tonde e pienoni, facciano clima e nuove. Forte cavezze per tenere, ciule. Dalla valle Rustino giugnano le cavalline, di bilame colorbini, baglie nere, cinnarine. Sono tutte biste pigliate e si vendono a dozzine. Dalla Pieve e Lorezza sono i ucchini fatti una sola pizza, laori briciati e fini. E si pongono bere in bocca paesani e cittadini. Danno carico con ambasti, stacci e piole, tutto questo è necessario nelle case giure. Corbelle, dottuacine, sporte e fine. Con la nancualanini, cui sono sciarapan carchi, so i prima giacoline e griano, compra scarpi. Danno a prezzi muerati che hanno pietati gli scarsi. Anche per un gioco scalano 3 giorni avanti, preparano un solo luogo per giocarsi i sostanti e si vanno a sbaiuccare, gli vanno a fare un soltanto. Pumuntinchi, uniti e sani, amatori a festa, appuntando bene in mano quanta navorista, te damicelle con ciuminicale in testa. I mercanti di Ostia sbarcano con robe belle, puntette, per le nostre vanne zitille, camicie di uibalmi, banti, spiglie e pettinini. Che di pigliami in foto, ma trova su un puntelo. Che diceranno a chi mi vede, ma con son bello di pelo. Perché un sciumballucci dietro, la dice con voce stessa. Tu su un uomo di cappello, ma porti la tua retta. Con buttine e con ciabatta, incollulato cravatta. Ora hai un cappello su ente la giù portato. Ma un giorno per castigo la viene tavunato.
non sapendo che pane, ma ruaggio ricavato. L'hai tu forse regalato, senti stavo già in cantone, ma bello che l'ha portato ne paria un paone, e che l'ha stato spiumato da Domenico Burcato. E io non capisco mica, tutto fatto e do ragione. Ecco ciò che era Nanza a Sant'Eniolo, cantata come mai da un bueto bampagiolo, ma le cose ohimè cambiano quando Cristo più buono. Da pellegrini che ne erano diventemmo turisti, celebrato fu lo soldo, santificati l'acquisti, o maone, e pur perdono, ben chi sa fare.